Buonasera, ben chiatazza a Gnovis o Virgin con la cronache. Un uomo di 50 anni alle colate queste mattine dal secondo plan di un'abitazione in centri a Gorizia. Un svol di diverse metri che gli ha provocato tanti traumi e lesioni. Dall'imprim trasportata all'ospedale di Gorizia, all'estate li trasportati in maniera esecutiva all'ospedale Catinara di Trieste. Le sue condizioni sono gravi. Sul pueste di là di personale del centro di Sevoti e agenze de questure di Gorizia. L'OMP in possesso di braccialette elettroniche per impedire il suo svicinamento a femmine al momento dei chiadude non si chiatava in tal suo domicili. I poliziotti de squadre mobili, coordinate de procure, a sonda ora ci di capire il fatto, ma si pensa tall'imprim a accidentalità dall'avvenimento. A 93 anni Alvaradi rispondi davanti dal giudice de accuse di omicidio stradale. E la decisione che appade vuea binore dal GUP di Udin Matteo Carlisi, che l'ha rimandata a giudizio un anziano di San Denel per l'incidente mortale, là che aveva perduto la vita a 43 anni Fabio Segato, collaudador dei Ducati residente a Puart. L'incidente è succeduto la mattina dal 4 di marzo del 2021 a San Denel, a crociere tra la strada statale 463 e via Valeriana. Stante a ricostruzione da inquirenze, l'anziano che viaggiava verso Maiante al suo SUV alla svoltata in maniera imprudente a ciampe per direggisi verso Pignan. Proprio in quel momento gli arrivata da direzione opposta la Ducati di Segato al doppio de velocità massime consentute. E incidente stradale in Talprin dopo di misdì di Vuea a colture di Polcenic per causa che i carabinieri di Fontane Fredde a Andi Tamesà ad Assi Quintria sono stati un'auto, una Fiat Panda e una moto. Il crack è succeduto tra gli Svis, Mezzomonte e Pedemontana, aver riportato le conseguenze spiese all'automobilista che è stato inchiastrato dentro le macchine, è stato soccorso di vigili dal FUC e personale del centro di Sevota. L'ha riportato un trauma cranico serio e perché è stata lì trasportata all'ospedale di Udine. Condizioni mancul seris per il motociclista che è stato condotto in visita all'ospedale di Pordenone. Il Friul alle donne a Enzo Cainero, il paron de Stapis e dal Zir di Italia in regione che di una settimana è ricoverato in ospedale a Udine per via di un mal. La notizia è delle sue condizioni di salute e da ora da tanti pensieri in regione, dove è unanime l'appoggio per il manager 78enne di Chiavalic che di 20 anni al Puarte in Friuli, Vignesi e Giulie, gli stapis plui immagantis decorse color di rose. Anche perché tra qualche mese, ai 27 di mai, la caravana tornerà sulle strade dal Friuli. Un lavoro sul TIAMP che in questi giorni sono da ora portando avanti il FI André e il comitato locale de tappe tarvisiane in spiete che Enzo al torni al comando. Han scoperto il sonon lentlu sunt un quader che aveva con sé la picciola Kelly, frutte di nazionalità cinese, ieri sera, poco dopo le 7, e vagolava per strade bessole in centri a Udin. A accorgersi è stato un residente in zone che ha allertato gli squarcis dall'ordine. Gli agenti di squadre volanti di questure di Udin le hanno confortate e intuite che avesse perduto contatto con la mamma o il pari, le hanno fatte lassù in auto per cirì insieme i genitori. Poco dopo hanno chiatato fur tra via Zanon e via Poscolle la Mari in compagnia di un'altra figlia che le era da ora cirì preoccupate dopo le perdute di viste. Così la picciole è stata tornata a sue mamme.
Alle scominciate voi in Consiglio regionale il viaggio des variazioni di bilancio e una partita di 160 milioni che sono destinati alle sparagne energetiche che va dai pannelli fotovoltaici alle geotermie. O sentin l'assessor Zilli. In prima commissione consiliare voi vin illustrato 214 milioni di euro che sono messi a disposizione da nostra regione, in particolare vin tabagliato nevore da emergenze energetiche e dal fatto che vin allocato 100 milioni di euro a vantaggio dei privati per circoscrivere un efficientamento energetico da stiasis dei condominios e ricorrendo quindi al fotovoltaico, alla geotermia ed altri fonti di approvvigionamento energetico che poi in qualche maniera diava fuori tutto il problema da sboletti e di duce che stiamo vivendo come sperando anche di dare una risposta strutturale per i nostri Friuli. Siamo la prima regione in Italia a farlo e siamo orgogliosi di questo e siamo convinti che questa misura avrà un gran tiraggio e quindi che avrà un gran seguito da parte dai nostri cittadini perché Cucal fa domande sulla misura nazionale che ha già una detrazione al povei anche un ulteriore sconto e vantaggio da parte della regione. Il comune di Udin al ponte sulla sicurezza. Voi in via Longherie sono stati installati nuovi telechiamari per videocontrollare il territorio. Il sindaco Fontanini si dice soddisfatto per questo intervento che porterà a installazione di 180 telechiamari in tutta la città. Sentinlo. Osim in via Longheria, dove stiamo in su delle telecamere per controllare anche chi stock di città. Io quando sono diventato sindaco ho avuto un mandato, un lavoro preciso da parte degli elettori, ho avuto bisogno di più sicurezza in città e in questi anni mi sono impegnato proprio a mettere su telecamere, a potenziare la polizia locale e a domandare, dopo che sono le forze di polizia, di tenere sotto controllo certe zone della città che sono un po' a rischio. Ho creduto che qualche passo in denaro lo viene fatto e anche questo contributo che viene ottenuto dalla regione per mettere su altre 160 telecamere aiuta a dare più sicurezza alla città di Udin e alla gente che viene a Udin e che sono ridotte a chi che vive in questa città. Periodi universitari di pratiche dentro le prefetture di Udin, alle cettante che sarà offerta ai studenti dell'Università di Udin, massime a che dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in Gracis, de convenzione firmate UE dal rettore Roberto Pinton e dal prefetto Massimo Marchesiello. I tirocini di orientamento e formazione saranno fatti dentro le nuove sedi di vie prachiuso e permetteranno ai stagisti di acquisire nuove risorse e professionalità, venendo valutati anche in proiezione di un possibile loro inserimento di vore, dopo superamento di un eventuale concorso pubblico. Due convenzioni simili saranno sottoscritte da prefetture e interdis che vengono con l'Isis Malignani e con l'Ordine degli Avvocati di Udin. Ottobre è il mese di prevenzione al tumore al seno. La LILT, Lega Italiana per lotte ai tumori, e ha presentato a Udin tutte le sue iniziative. Presenta anche il Presidente del Consiglio regionale Mauro Zanin. Scontillo. Noi siamo qui in regione per promuovere che sono le iniziative delle LILT a favore della prevenzione del tumore e quindi il duce che è il malan. E bisogna dire che questo int è veramente bravoroso perché ha fatto tutto in generosità, con grande slancio per evitare queste gravi malattie, partendo dalla prevenzione e partendo anche dal corretto stile di vita, di vivi, il sport, il movimento, tutto che riesce a limitare queste gravi malattie e di fare dal Friuli un esempio anche per altre regioni. Più di 250 iesudi saranno le chieste l'obiettivo che l'Associazione Furlane Donadors di Sanche e ponte arriva per 9 autoemoteche donate dal gruppo Danieli, intanto che le aziende sanitarie da ora a ultimare adempimenti operativi
perché il NUF miece al deventis operativa plen che stamattina il presidente provinciale della FDS Roberto Flora in tune col vice Mauro Rosso alla consegnate ufficialmente l'is CLAVS dal miece super tecnologic ai vertex di Arriva Udine rappresentati dal direttore Emilio Coradazzo e sarà di fatto la società udinese di trasporto pubblico a interessarsi di movimentazione di puesiti in rimesse e manutenzione di auto e moteche. E con queste notizie alle tutte si torna in avvio di domani sera, sempre a 9, Mancul Vince. Mandi.